Allora, per realizzare questo tutorial ti occorrerà una candela, una base che realizzeremo con la gomma Eva. Trovi il cartamodello nell'info box. Questa è la base che ho ritagliato seguendo il cartamodello. Io ho scelto l'argento per far risaltare il rosso della candela. Poi io userò delle foglioline che sono dei fustellati. Ti faccio vedere la fustella che ho utilizzato per realizzare questi. Sono sempre realizzati in gomma Eva, però bianca. E un altro fustellato carino è questo fiore che andrò a sovrapporre, fatto in gomma Eva glitterata argento, questa qui. Quindi una volta che abbiamo tutti i nostri fustellati, tutte le nostre parti, dobbiamo solamente assemblare. Togliamo la carta alla candela, colla a caldo, ne va messa proprio poca perché appunto altrimenti la candela inizia a sciogliersi. Andiamo a trovare il centro e premiamo per bene qualche secondo. Ok, più o meno è al centro. Dopo vado ad attaccare con una punta proprio pochissima di colla a caldo le mie foglioline, i miei rametti. Metto solo alla base, lascio libera quella parte lì finale. Ecco, se non ti bruci. Ma che tutorial è se non ti bruci? Ok, puliamo per bene. Questa parte la fissiamo dopo con un micro puntino di colla a caldo. Sovrapponiamo il secondo rametto. Io lo metto qui. No, lo metto quasi sovrapposto, così. Quindi ci metto un goccetto qui di colla e un goccetto qui. Non fate questa cosa che ho fatto io perché si scioglie la candela, ovviamente. Ecco, mi sono bruciata. Ovviamente, of course, se non ti bruci, Agata. Ma che bello c'è! Questa parte qui la fisso solo qui a metà, lascio proprio la punta svolazzante. Un micro goccetto e vado. Ok, questo movimento mi piace. Adesso metto questo fiorellino piatto, questo l'ho modellato riscaldandolo sul ferro da stiro, vedi che è bombato, e quindi vado a mettere su quello piatto questo modellato così. Vai che non... Ah no, mi sembrava strano, che non mi ero bruciata. Poi scegliamo dove metterlo. No, proprio sul rametto qui. Ok, qui. Micro goccetto, tanto micro non è questo, però deve tenere due fustellati, quindi abbondiamo. E voilà, in 3, 2, 1 abbiamo finito. Facciamo la seconda. Questa l'avevo in realtà già accesa. Difatti questa sarà un complemento d'arredo natalizio di casa mia.
Per lei ho scelto, ovviamente a contrasto con l'argento, un rosso glitterato. Per evitare troppo glitter ho scelto i fustellati foglioline e rametto qui di foglioline glitterati in gomma eva, mentre con il feltro rosso ho fatto le roselline, che non ve lo dico neanche come si fanno perché sono veramente veramente semplici. Quindi andiamo a fissare la base. Pressa poco qui, ok? Anzi, fatto? Fatto! Sono la Giovanni Muchacha della situation. Muchacha sexy. Era una canzone Muchacha sexy? Mi pare di sì. Questo rametto qui mi piace. Vabbè che è bellissima già così semplice. Voglio andare ad attaccargli anche questo, così qui io vado a mettere le mie roselline. Un tris di rose su base candela, ok, così, micro, colla a caldo, ok. Adesso fila e fondi, fondi e fila al centro. Si è aperta. Ah, si è un pochino aperto il petalo. E dai, questo fila e fondi. Questa la metto di qua e quella la metto di là, oppure qua e qua. Sì, decisamente meglio. Colla. Andiamo pure a chiudere questi petali che si stavano aprendo. Dove se ne volevano andare? Non lo so. Ok. Colla. Ho esagerato. Ho esagerato. Che te la regalano la colla, Agata? No, veramente no. Però, ed ecco fatto. Sai cosa ci manca qui? Un punto luce dentro le rose. Non ce l'ho qui? Non ce l'ho. Andiamo a cercarlo.